l'informazione sarebbe meno libera. Per questo, se lo ascolti, sostienilo. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati. Va ora in onda Lingue e Dialetti. Ascoltate Giovanni Polli e la sua trasmissione Lingue e Dialetti da 20 anni, antagonista allo sradicamento culturale e alla glottofobia. Ascoltate Giovanni Polli per sempre. E fate proprio come vi dice Fulvia Consuelo, anzi come ve lo canta. Ascoltate Giovanni Polli per sempre, almeno fino a quando su questa terra, in questa emittente che è Radio RPL, condurrà Lingue e Dialetti. Buonasera da Giovanni Polli in persona. Allora, prima di ogni altra cosa, è importantissimo in questo periodo dirvi di abbonatevi a RPL, perché vi piace essere qua a Lingue e Dialetti. Magari qualcuno di voi telefonerà, ha telefonato e si è messo a parlare nella vostra lingua. Allora, una radio che vi permette, anzi nella mia fascia oraria, nella mia trasmissione, non solo vi permette, ma vi incita, vi chiede, telefonate e parlate nella vostra lingua locale. Dove la trovate? Se non qui. Quindi questo è uno dei motivi per cui voi, almeno ascoltatrici e ascoltatori che ascoltate da 24 anni, altro che 20 anni, Fulvia è rimasta indietro non per colpa sua, perché io non le ho più rifatto cantare la sigla, ma se da oltre questi fatidici 20 anni voi potete ascoltare qui questa trasmissione, penso che valga la pena di continuare per i prossimi 20 anni e poi per i prossimi 20 ancora e ancora per i prossimi successivi 20. Va bene, abbiamo fatto un po' di fantascienza. Io invece vi esorto anche a guardare, non soltanto ad ascoltare la trasmissione, ma guardare soprattutto questa sera, perché qui alle mie spalle vedete una deliziosa fanciulla che conoscete molto bene, che non parla italiano, non perché non lo sappia, perché lo sa molto bene, anche molto meglio di me, ma di solito quando dice di no, vabbè, di solito quando partecipa nei suoi incontri pubblici, nella sua vita pubblica, parla in che lingua, Simona Scuri? Ciao, buonasera a tutti. Ti sei fatta capire subito. Buonasera a tutti, allora parla in lombardo. Allora, adesso ti lascio immediatamente la parola, non prima di aver ricordato che questa è la trasmissione antagonista dello sradicamento e della globalizzazione culturale, che Simona Scuri ormai sono un bel po' di anni che insomma la sento, la conosco, ci lavoro insieme, ci abbiamo anche fatto musica insieme, pensa un po'. E perché lei ha iniziato dal niente, incominciando a fare degli incontri culturali dove si parlava di tutto in lombardo, e poi è finita che è una delle attiviste più attiviste, va bene, un bisticcio, le attiviste più infiammate a favore della lingua regionale della Lombardia, con la sua associazione che è Far Lombard. Ma io devo dire un'altra cosa, che non è la prima volta che lei viene qui da vincitrice, perché era già successo che aveva già vinto un'edizione del concorso di Salva la tua lingua locale, e questa volta l'ha vinta un'altra volta. Simona, cos'è che te ne ha combinata ancora? Va Giovanni, grazie per i tuoi parole, bellissimi, e complimenti per i 24 anni e quei che arriverà i 20 anni, a mo 20 anni in via su RPL, perché è sempre bellissima la tua trasmissione, ascoltate e ti invito sempre di gente simpatica. Dunque ti ringrazio tantissimo per l'invito. Grazie per l'invito stasera. Ho vinto l'edizione di Salva la tua lingua locale, che è un concorso nazionale che praticamente è dal 2013, e effettivamente mi avevi vinto già nel 2015 un Kunt, perché mi scrivi di Kunt
curt, di storie curte. E avevi vinto il primo premio del Quindes, poi un terzo premio a pari merit con il Beppe Sanero del Piemonte, con un'altra storia, che la si chiamava Una noce in paradiso, che era un po' sexy, e poi stavolta ho vinto con un'altra storia ambientata a New York del 1929. Dunque, sono contentissima. È un premio nazionale, partecipa a tutti i autori di tutta Italia, dunque che tutti i diversi lingue del territorio nazionale, che come te dice sempre le di territori in Europa più sicuri, più ricchi a livello di diversità linguistica. E anche quest'anno faranno la premiazione a Roma, in Campidoglio. Dunque, è una premiazione un po' speciale perché fanno il 2020 e il 2021 insieme. E lì c'è la premiazione per i poeti, gli autori di prosa, tammi che scrivi la prosa, però che anche i liber, dunque i liber editati, pubblicati, ma anche la musica e i school, dunque la sezione dedicata ai laureati che porta anche i fieux di classe di diverse regioni, naturalmente. E lei è un premio, dopo mettono anche i robin sul web, dunque se vuoi al ver ascoltare i poesie, proprio i poesie, la prosa, tutto cose, vuoi al può andare sul sito di Salva la tua lingua, in italiano è il sito. Salva la tua lingua locale. Perfetto, ecco, abbiamo sentito che parli pure italiano quando vuoi, perfetto, però allora ti fermo un secondo perché faccio 20 secondi di riassunto di tutto quello che hai detto, perché sei molto chiara nel tuo parlare lombardo, però magari qualcuno ha qualche difficoltà, allora merita veramente che passi il messaggio, no? Perché passa già col fatto che tu nei tuoi incontri pubblici parli in lombardo, per cui il messaggio è questo. Simona Scuri ha vinto anche quest'anno il concorso nazionale Salva la tua lingua locale con un racconto breve in prosa, poi se dico qualche stupidaggine mi correggi. Hai vinto un'altra volta a partire, appunto è già la terza, se ho capito bene, e la terza volta che vince il premio nazionale andrai a Roma, ci vai a Roma, penso di sì, a ritirare vediamo, comunque la premiazione avviene al Campidoglio e il concorso è legato alla giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali dell'UNPLI, che è l'Unione Nazionale delle Proloco Italiane, e l'abbiamo seguito anche noi dalla prima edizione questa iniziativa, che è veramente splendida perché federa si dice, che mi viene in mente quella del cuscino, diciamo che mette insieme tutte le iniziative o tante iniziative che vengono tenute dalle Alpi alla Sicilia fino a Lampedusa, non lo so, penso di sì, quindi proprio in tutto il territorio dello Stato italiano. Ogni territorio ovviamente ha la sua lingua, tutte quante insieme in questo concorso che serve a valorizzarle tutte, è qualcosa di veramente di splendido. E c'è questo concorso, Simona l'ha vinto con questo racconto che è ambientato a New York nel 1929, nel pieno della crisi di Wall Street, dico bene? Sì, è una storiella curta. E intra i storie pubblicate, godedi anche questo, l'ha vinto il secondo posto, La Pimpa la va a Milano, dunque l'ha vinto il traduttore, Elisander Brasca, per la traduzione della Pimpa la va a Milano, che è una pubblicazione della Franco Cosimo Panini, che fa Lombard, grazie anche alla traduzione di Elisander Brasca, l'ha praticamente volta in Lombard. E è integralmente in lombardo e le sta la ciapa un premio anche sempre lì a Salva la tua lingua locale. Quindi anche la Pimpa, praticamente, anche lui, Lysander Brasca, fa lombardo, per cui una grandissima soddisfazione per la Lombardia linguistica, per la Lombardia che investe energie, tu ne investi veramente tante, Lysander pure, per la salvaguardia e la rivitalizzazione. Finalmente questa parola con te, così come con il professor Marc Tamburel, posso pronunciarla senza essere guardato male, no? La rivitalizzazione linguistica significa proprio fare di tutto per fare in modo che una lingua data per moribonda cerchi quantomeno di salvarsi in qualche modo. E io credo che
iniziative come la Pimpa va a Milan, quindi questo personaggio della Pimpa di Altan che parla in diverse lingue del territorio nello Stato italiano, quindi non è l'unica il milanese, ma che comunque il lombardo parla perché è ambientata a Milano, sia una delle iniziative più all'avanguardia possibile perché è proprio dedicata ai bambini, giusto? Più o meno? Sì, esattamente, perfetto. E poi sul sito de Fa Lombarda, che è anche di altre storie, che hanno voltato gli associati dell'associazione, dunque che è dentro dell'associazione che la si chiama Fa Lombarda, che è dentro di Bressan, di Bergamasca, che è di del Cremasc, Cremonese, di Cremona, che tutti i diversi associati hanno voltato di storie per più. Dunque sul nostro sito lingualombarda.org e anche di altre storie per più che sapete leggere, descaricare, stampare, sapete fare quel che sapete. E poi anche di giochi che insceglia. Ascolta, Voilà. però una domanda cattiva io te la faccio perché sennò sembra veramente tutto concordato. Mi guardi già male, mi guardi già male. No, la domanda cattiva è molto semplice. Allora, bisogna assolutamente fare queste cose dedicate ai piccoli, ai bambini, ma c'è un riscontro di qualche bambino che viene lì, legge, ti chiede e poi parla in lombardo? Perché il difficile poi non è tanto preparare un prodotto, quindi mettere insieme un'iniziativa, il difficile viene quando poi bisogna fare in modo che questa iniziativa centri il bersaglio e porti dei neolocutori a portare, appunto, a tentare quantomeno di invertire simbolicamente la rotta di una lingua che muore. C'è qualche riscontro? Qualcosa? Sì, diciamo che è anche trovato le tour, dunque di più che legge in storie, dunque che per esempio i l'abbiamo registrata, l'abbiamo su YouTube, sapete ascoltare e sembra preparare di altre. L'importante è che i nonni, le mamme grandi, i papà grandi e i genitori che parlano tanto ai suoi più e ne conosci una famiglia che la capì l'importanza di passare la lingua ai suoi più, ai suoi nipoti, che è anche una poetessa bravissima che la parla sempre lombardo con tal son Euding, il nostro amico David scrive qualcosa di Sundri che parla sempre insieme in lombardo al Neuding, perché è una maniera gratuita di passare una lingua, di passare di strumenti per il cervello che fanno benissimo ai fioi, è importantissima che la roba qui. E ai fioi che piace, perché anche per la Pimpa l'hanno passata l'hanno presentata a Milano Book City e ho coinvolto di Fiulet che hanno leggiù proprio di talk della Pimpa e le sta benissimo. È ovvio che Gavur tanto, però per esempio in Tesing o in Di Grisung ha mo di fiu che parla e dunque sembra cercare anche di mettere insieme un po' un gruppetto di fiu che possono mettersi insieme a Cicerà magari online, tamme fem num la domenica sera, ogni domenica sera se troviamo online per Cicerà in Lombard. Ecco, l'idea è proprio quella di cercare di formare un gruppetto di fiu che poi ci sarà in tra di loro dei suoi rob, dei suoi giochi, dei suoi storie. Una comunità, che creiamo questa comunità che oltretutto adesso con gli strumenti che ai noi il Covid ci ha dato e ci ha da un certo punto di vista costretto a usare, ma ci ha anche permesso di conoscere che sono gli strumenti della comunicazione a distanza. Si possono anche creare delle comunità online dove ci si trovi, no? Un pochettino forse da un certo punto di vista un po' spersonalizzante, ma è più comodo anche perché si può fare quando si vuole e non una volta ogni tanto con gli spostamenti e tutte le difficoltà. Quindi è una bellissima notizia questa che tu mi stai dando, ma tu quando vieni qua di notizie me le dai sempre belle e anche tante, per cui è sempre un piacere naturalmente ospitarti. E no, un'altra cosa invece volevo sottolineare, tu hai citato il Ticino e i Grigioni, che sono appunto delle località, delle terre, i territori elvetici, quindi al di là della frontiera, dove però si parla una variante della lingua lombarda, che per loro è il dialetto ticinese, come consuetudine lo chiamano così. Ovviamente in realtà è una parte, una delle varianti della lingua della Lombardia. E
in quel caso riscontri ancora che c'è un volano un pochettino più in funzione della trasmissione intergenerazionale rispetto alla Lombardia propriamente detta? Perché io ho sempre questa impressione che se Sparta piange Atene non ride, ma comunque ride sempre un po' di più che la Sparta, dove siamo veramente messi un po' malucci, bisogna fare una grande fatica per rimettere la trasmissione della lingua tra le cose che in famiglia possono avvenire. Sì, diciamo che no, proprio di evidence enorme di una roba che la va in verso è di numeri sempre più grandi, però è una tendenza, diciamo, un po' costante. È effettivamente importante passare sempre il messaggio che abbiamo un patrimonio da conservare, che la diversità è preziosa e che se facciamo subito un qualcosa adesso, naturalmente la perdo un presto, e allora forse sì, vedi no, una roba che la cresce, ma di tutti i manieri l'è lì, l'è costante, che è di fiore che parla, quando t'avete in giro, ti trove, dunque a mo in sci, diciamo. Proprio... in sul positivo. No, se vi direi a di che tan fegni la voglia anche a me da parlante la mia variante, che è proprio una variante al confin come tal se ben, però mi proprio fa la scernia da mia drua alla mia lingua normalmente, perché almeno vi che parla nella lingua comune a guares proprio che il fudes. Ecco, appunto sta facendo venire anche a me la voglia di parlare nella mia lingua, che come si sa è quella sorta di mezzo ibrido tra il piemontese e il lombardo, che per fa lombardo è considerato lombardo, e che comunque è l'omegnese, soltanto che la scelta che ho fatto anche per logica, che è quando si parla, come dicevo prima quando invitavo voi ad abbonarvi a Radio RPL, dicendo che avete il diritto, il dovere di parlare anche nelle vostre lingue nella mia trasmissione, però almeno io, che ogni tanto ovviamente cerco anche di tradurre e di far capire a chi non è lombardofono, magari ci ascolta dalla Calabria e qualche difficoltà, o dalla Sicilia e qualche difficoltà magari ce l'ha, insomma, almeno io che tengo i contatti devo esserci, per cui parleremo in lombardo o comunque nelle lingue del territorio quando avviguma fuori da chi, insomma. Allora io ti rilancio ancora, perché no, non si è capito, ridillo. Disi, mi scambi, ne approfitti di parlare insieme a te in lombardo. Ah, da buon. Ecco, e allora io ti stavo chiedendo un'altra cosa, perché tu non hai soltanto la bella notizia, oltre alla tua bella presenza, ma la bella notizia della vittoria al concorso Salva la tua lingua locale, ma c'è una caterva, non so, mi viene un monton, come si dovrebbe dire in lombardo, no? Di iniziative, un sacco di iniziative che tu stai curando, e vabbè, hai fatto qualche cosa, anche noi non ci siamo sentiti, però la settimana scorsa stavi per incontrare qualcuno per il bicentenario del Carlo Porta. Dico bene? La mia memoria mi dice delle cose giuste o confondo le date? No, le perfette. Nu fa di iniziative per il bicentenario del poeta Carl Porta, insieme a diverse associazioni, perché mi piace collaborare con altre associazioni, dunque collaborare con l'associazione Alfa online, che l'ha organizzata di incontri per il Porta, ma anche con l'Atelier Milanese, con la Terra de Berghem, con Lombardi nel Mondo, con l'Accademia del Rison, e messi insieme a tutte le associazioni per fare di robe online. La settimana passata fa anche una roba dal vivo all'Omas, all'Estaun Incounter, proprio sul poeta Porta, grazie anche alla collaborazione preziosissima dei trapezzisti danzerini, che è un'associazione culturale che la fa teatro. Dunque, amica, avevi una tour che là legge i poesie del Porta, e fa proprio un incontro dedicato al bicentenario, perché a no sta domani i event de fa Lombardo, ovviamente, perché per il bicentenario sta fa di bellissimi convegni, sta fa di bellissimi incontri, a questa iniziativa anche importante, dunque sì, assolutamente. Però anche fa Lombardo del so piccinings, del so spaziet, la realizza e organizza di eventi online che sapete vedere a mo' in su associazione Alfa online, sapete anche ascoltare mo' anche su Lombardi nel Mondo, e dunque le belle
ricordare che il Carlo Porta le vu di intellettuali, di letterati che abbiamo vu in Lombardia e che l'è poco conosciuto e l'è considerato un di poeta più importante a livello nazionale, dunque bisogna minga desmentegal in sci. Allora, ai 200 anni sta importante, fa Lombarda fa la sua parte, grazie all'Alessio Contini che la fa la tour, che la recitava. E questi, sì, una parte, bella, fa Lombard, perché facciamo un po' del tutto, eccola, un po' mesciun sui rob. Ma che bello. Guarda, mi viene proprio anche la tentazione, visto che abbiamo detto prima che io e te ci parliamo, io nella mia variante e tu nel lombardo, che poi distilli come diciamo i criteri della tua associazione insegnano. Ma io lo direi anche, perché tra l'altro oggi penso che sia stato Gian Nespoli, il fan numero 1 di Lombard Street, grandissimo amico e segue anche questa trasmissione, che ha ripubblicato una fotografia che ci vede insieme, tu e io, no? Di cose insieme un po' ne abbiamo fatte. Dicevo, la cosa bellissima è quel ricordo del novembre del 2017, madonna mia, in passai già 4 anni, quando ci siamo trovati a Spirano, questa cornice del festival della nuova musica lombarda che io avevo inventato con l'amministrazione comunale di Spirano, però eravamo lì tu e io a presentare insieme, no? Ecco, e c'era l'allora sindaco di Spirano, oggi consigliere regionale Giovanni Malanchini, e l'allora assessore o assessora, non lo so perché mica più si pronuncia, comunque Cristina Cappellini, che conduceva l'assessorato alle culture e identità della Regione Lombardia, proprio perché era la serata in cui c'erano anche le autorità, e tra le autorità linguistiche c'eri tu, naturalmente eri lì. E la cosa divertente che io mi sento di annunciare, così poi mi dici 2 parole senza spiegare niente del progetto che è top secret, ma mi divertirò tantissimo a sentirti cantare in omegnese. Sì, sicuramente ti ringrazio tantissimo. L'esperienza del Festival de Gala Musica e la Canzone Lombarda con tutti gli artisti del territorio sta un'esperienza strabella che la saria da fa tutti gli anni, la saria da fa sempre per presentare novità, perché gli artisti seguita a scrivere musica, canzone. Dunque, potei ascoltare dal vivo, è stata un'esperienza bellissima, e potei presentare de banda de ti, che tu sei un gran presentatore. Sei te che sei la presentatrice, mia. È sempre stata bellissima, è stata un'esperienza proprio interessante e stimolante da tutti i punti di vista, e sono contenta di aver presentato insieme a te, è stato un piacere da boom. Sì, assolutamente. Non mancheranno sicuramente le occasioni, e poi appunto se ci sarà questa nuova collaborazione che ti vedrà ancora una volta con la musica, è quella cosa molto bella, guarda, perché comunque il tuo grande amore resta anche la musica, perché bisogna ricordare che tu hai un'esperienza molto importante anche nell'ambito del folk lombardo, Dindelon, dai, diciamolo, perché tu sei una delle voci dei Dindelon, e hai anche fatto un tour in Europa con Mireille Ben, per cui non stiamo parlando con chi di musica proprio non se ne intende, giusto per ricordare giustamente chi è Simona Scuri. Allora, c'era una telefonata che non ha aspettato. Io so che tu dopo l'interruzione potrai rimanere ancora una decina di minuti, se ricordo bene, ma di cose da raccontare mi sa che ne hai ancora, perché stiamo arrivando verso... Vai, allora... Ti lascio subito la parola, 2 minuti, dopodiché ci dobbiamo interrompere un attimo e ricominciamo dopo. Simona. Ok, allora Mina approfitti subito per dire che parlerò di questi che però magari al vedi all'inverso, no, forse al vedi No, le giusto. Il Lombard 2022, che è la nuova, realizzazione editoriale della Meravigli edizione. Allora dunque vi parlare di questi perché è una collaborazione bellissima con una casa edizione importante per il territorio, che la pubblica tanti libri e le sempre presenti sul territorio con i suoi autori, con i suoi presentazioni, e quest'anno abbiamo avuto la possibilità di collaborare insieme a loro in su un lunari, dunque lunari è mese per mese, e magari ne parlo sì, ne parliamo.
Tra l'altro la casa editrice Meravigli, che io in questi anni ho citato infinite volte proprio per i motivi che hai ricordato tu, perché pubblica tantissimo in milanese, soprattutto perché è specializzato in milanese, e poi il famoso il Piscinin e il calendario. Infatti vedevo che c'era una grafica affine, molti lo conoscono come il calendario in milanese, e questa è una storica iniziativa della casa dell'editrice Meravigli, quindi. E adesso c'è quello in lombardo, nel senso di lombardo proprio, no? Mi sembra che sia un'iniziativa molto importante, anche una collaborazione tra te e tra voi, tra Fa Lombard e la Casa Meravigli. Sicuramente ne parleremo. Nel frattempo io ho sentito anche il grandissimo Federico, che è qui alla parte tecnica, e ringrazio, che ha parlato in lombardo pure tu. Ma Federico, ti stai imparando? Ti ho semplicemente emulato, però lo capisco, mentre parlate lo capisco bene. Però hai detto le giust con la U giusta. Le giust. Allora c'è buon da parlare anche a te, insomma, bisognerebbe fare un attimo anche con Federico, farlo parlare un pochettino in lombardo, visto che qua trasmettiamo, sì, per tutti, ma comunque trasmettiamo da Milano. Allora, gli restituisco subito la linea, pochi istanti, e poi ritorneremo qui, Simona Scuri, con questo nuovo Lunari, il calendario, già i consigli per i regali di Natale. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche RPL, canale 740. La tua radio. Il mondo di Tarkus, Gabriele Manzini e Sandro Roda in un viaggio attraverso la storia della musica progressive, dalla nascita alle nuove contaminazioni. Ogni sabato dalle 21:30, solo su RPL, la tua radio. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'amica degli animali su RPL. Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità, che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori, ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico. E allora anch'io, l'amica degli animali, dico: abbonatevi a RPL. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati. E torniamo in diretta, queste lingue e dialetti. Giovanni Polli al microfono, con alle spalle la grandissima Simona Scuri, che è qui dall'inizio della trasmissione per raccontare un po' di iniziative che la sua associazione Fa Lombard sta realizzando, oltre ad aver vinto lei stessa il premio per i racconti in prosa di Salviamo la lingua locale, salva la tua lingua locale. E invece ci eravamo lasciati un attimo fa, prima dell'interruzione, con la notizia della pubblicazione da parte della casa editrice Meravigli del Lunari, il calendario 2022, che tu mi hai mostrato, e per chi ci guarda magari se lo fai vedere un'altra volta, penso che sia anche molto interessante, perché cosa c'è scritto in Lombard, guarda qua che bello. E dai, racconta su qualcosa, perché insomma è anche interessante sapere come ci sei arrivata a fare questa cosa qui in più. Sì, allora, questo ovviamente è un prodotto nuovo, perché è un lunari tutto in lombardo, anche nella nostra lingua, e che è in buona compagnia, perché come te dici, Edizione Meravigli la pubblica già da tanti anni di lunari in sci bei, per esempio il Menabon, il Piscinin, il milanese, e poi anche il milanin, e Stan dicendo che avevo già collaborato per un'altra occasione, perché avevi scritto un cunt piccinet da mettere dentro in un suo libro, e Stan pensava di collaborare, ma diciamo, se resta in contatto, di mettere insieme in Lombardo 2022. Perché? Perché dentro chi ha 2 mesi, e questo è facile perché un anno le fa di 2 mesi, ma guardati 2 in anche i province della Lombardia, i città con i suoi territori. E allora l'idea è stata proprio quella,
l'idea della meraviglia ovviamente, non è la collaborazione, ma l'idea è sua, città, dunque che Bergamo, che Brescia, che Lodi, che Mantua, che Cremona, in Scivia, i dude spute, Pavia, e fem un lunare in due che ha scritto da sé trovum la grafia comune, una grafia che la si chiama Scrive Lombard, in due che ognuno scrive della sua maniera, secondo la grafia chi, ma è leggibile ognuno della sua varietà. Dunque, una roba, diciamo, un po' particolare, ma è interessante perché ogni città è descritta da una persona di quella città lì o di quella provincia lì. Vedi, la pagina di Mantua è stata scritta, preparata da un fieu di Mantua, no? E in sci per Bergamo, in sci per Brescia e in sci via. E la roba simpatica è che è integralmente in Lombard, sì. Dunque è interessante anche per quel, per la prima volta è un po' di italiano e un po' di anche dialetto. Questo è molto importante. Quando avevamo fatto a suo tempo tutta la carrellata su molti calendari, un anno l'avevo fatta, c'erano quelli, la maggioranza con alcune cose, ma erano veramente pochi quelli scritti tutti nella lingua del territorio. Bellissima naturalmente anche il fatto che tu abbia detto che questo è tutto in lombardo e non c'è niente scritto in italiano, dico bene? Esattamente, e naturalmente in del stile della meraviglia, una ricetta, dunque una ricetta tipica, ma anche una descrizione della città, dunque una descrizione di una quai parte della città o della provincia o della zona, e poi una roba interessante che è il proverbi, perché questi le classe che piace a tu, c'aveva il proverbi del mese, ma la roba più bella a mo, secondo me, però vabbè, è che è anche un pianeta che al verdì che ha la previsione di quel che succede al Sagittario, al Leone, ai Pes e perché 12 sono anche i segni e non sono soltanto i mesi, no? Mi viene in mente la canzone di Branduardi, no? La serie dei numeri, 12 segni, 12 mesi, ci aggiungiamo i 12 le province, questa è una, però i segni zodiacali non dimentichiamoli, e ci sono in questo calendario, giusto? E in sta proprio è un pronostico, è una previsione sì. Fa da poco per NUM, tutto in Lombard, dunque anche questa è una particolarità, il pianeta del mese per l'anno in Lombard è una roba originale sicuramente. E quel che mi piace è che insieme ai lunari da solito, la meraviglia edizione la mette insieme anche un libero in omaggio. E la meraviglia la Cernide mette dentro questo che è del Bonvesin della Riva. Cavolo, stiamo parlando proprio dei fondamenti della lingua lombarda, no? Quindi proprio del passaggio al volgare lombardo con Bonvesin della Riva. Bravissimo, proprio i film di prima, quel che resta, 50 cortesie da tavola, che aveva il titolo in latino, ma chi l'ha messo in italiano, però dentro è naturalmente indicazione che il Bonvesin della Riva la scrivù di com'è che è da comportarsi quando una setta giù a mangiare con gli altri. Il Galateo. Esattamente. De Surapù è il Bonvesin della Riva, che è nato del 1200, le morti del 1315 in circa, sa sanno ben, le ben innanzi del Galateo, no? Del famoso Galateo che le sta scrivendo del 500. Esatto. Dunque, effettivamente, quella si ispira al Bonvesin. Tamme mi gategni sempre a dire che il Bonvesin della Riva la scrive anche il libro di tre scritture, che è un po' il paradiso, l'inferno e il purgatorio, se vorremmo leggere ben, che era una roba frequente nella letteratura del Medioevo, dunque non una roba stranissima, però ha naturalmente anche questo da ricordarsi, che ben innanzi di una commedia famosa, che era naturalmente l'opera del Bonvesin della Riva, ben innanzi, perché le ben più sevece il Bonvesin di Dante Alighieri, diciamolo, perché ecco che compissi 700 anni quest'anno, dunque sì. È il Dante.
Esatto. Allora, qui abbiamo veramente tante cose, abbiamo raccontato tante cose, Simona. Sono le 20:07 per chi ci ascolta in diretta, alle 20:10 c'è la deadline del nostro collegamento, per cui che cosa ci porterà, non dico Babbo Natale o Gesù Bambino, chi volete voi a Natale, perché l'hai appena detto, ma il 2022 immagino che sia già un anno con parecchie idee chiare da parte di te, tua e dell'associazione. C'è qualche anticipazione di cose che accadranno nel 2022 o è tutto coperto da massimo riservo e quindi da una grande sorpresa dopo? Beh, di iniziative che ne sarà tante, che ne è una qualcuna, sì, un po' secreta. Dunque, la disi no, ma sono contenta sicuramente di presentarla in detina anteprima appena che sapevo. Però una roba che ho desmentegato di importantissima in sui lunari della Meraviglia Edizione è che innanzitutto sapevo comprare e mi vi consigli di comprarlo ovviamente un po' per sostenere l'iniziativa, un po' per la meraviglia, un po' per la sua bellezza e per leggi in Lombard tutto un lunari, anche i nomi di Sanch in Lombard, dunque ognuno della sua varietà locale. E sapevo comprare sul sito della Meravigli Edizioni Meravigli, sapevo comprare sul sito della Eupli, dell'IBS, dell'Amazon, dell'Unilibro, tutti i siti possibili, e poi anche in di giornalati e in di librerie. Dunque bisogna andare là e domandare ovviamente. Assolutamente. E in del Liber è una prefazione del Lysander Brasca, che è il linguista che lavora per la Bangor University del Regno Unito, e in della prefazione si spiega ben perché il buon vesin, perché proprio il buon vesin è vu che già nel Medioevo si trovava una coinè, si trovava una maniera comune per comunicare tra i diversi siti, tra i diversi spazi, dunque era una maniera di scrivere comune, una maniera condivisa, scompartita, per poter comunicare attraverso la scrittura, poi ognuno leggeva della sua maniera, però era preziosissima perché ovviamente era un territorio vasto e si comunicava in un territorio vasto, un po' come adesso. E noi in di nostre cicciarade che facciamo online la domenica sera, gratis, sempre, dimostrum sempre e sapete sempre che podum intendes, podum capì quel che dice un alter, magari imprendum anche una parola nuova grazie a una persona che è della Munsa Brianza o che è di Pavia o che è di Sundri, e grazie alla scrittura che sapeva scompartire di Sem, è più facile anche capire quel che è scritto, e la comunicazione scrivuta è naturalmente una roba importante che la può aiutare a cambiare quel che si chiama la deriva della lingua. Dunque, anche attraverso la scrittura, una scrittura comune, podum cercare di scompartire sempre più i messaggi della nostra lingua. Assolutamente, la questione della scrittura comune è una questione importantissima e ai noi è sempre difficile mettere d'accordo tutti, e lo sappiamo, ma è comunque un qualche cosa che noi, e lo sapete, in Piemonte abbiamo risolto in una maniera, in Lombardia si tenta o quantomeno si propone di risolvere in un'altra, per cui naturalmente in bocca al lupo per tutte le iniziative che vanno nel senso di salvare la lingua del territorio, in questo caso salvare la lingua regionale. Simona, io più che dirti grazie, anche perché ci hai annunciato che grandi novità le direi qua in anteprima, e per cui questo già mi riempie d'orgoglio. Molto bene, quindi ti sei aggiudicata un posto come ospite ogni qualvolta avrai qualche cosa da raccontarci, d'altra parte, quindi è già successo diverse volte, quindi ti rivedremo molto spesso e sarà un grande piacere. Quindi un grazie a te, un grazie a Falumbardo, un grazie naturalmente a Lysander Brasca, un carissimo saluto da parte di Lingue e Dialetti e buon finan e buon inizi dall'anno anche a te, perché è l'ultima trasmissione e due sviguma insieme. Polvessa che anche nauta, però ci siamo fatti almeno gli auguri. Grazie Simone e a presto. Grazie a te tantissimo, a tutto il staff, mi raccomando per i lombardi intradevi alter, perché è una lingua bellissima, tam e tuci alter del nostro paese. Ciao, grazie.
Ciao Simona, ciao, grazie a te. Sì, ecco, l'esempio che Simona dà, con Simona che fa Lombardo naturalmente dà, dicendo oltretutto, noi qui siamo a Milano, si parli lombardo, ma è un messaggio che vale per tutte le bellissime lingue di tutto il paese, e io quando dico tutte intendo tutte e 32, nessuna esclusa, con le rispettive varianti. Ecco perché la cosa poi che ancora una volta è stata sottolineata, che su questo lunare, su questo calendario, ci sono le varianti del territorio, perché poi non si capisce mai, perché uno dice no, ma non esiste. No, esiste. Come? La lingua lombarda è una lingua plurale. È una lingua che ha sicuramente il rispetto delle varianti del territorio, ma è difficile da far capire a chi purtroppo ha ancora il pregiudizio quando legge lingua e dice no, non esiste una lingua. No, la lingua esiste, come lo dice l'UNESCO, è sull'Atlante delle lingue in pericolo dell'UNESCO, e quindi la lingua esiste con il rispetto di tutte le varianti del territorio. A proposito di varianti del territorio, io prendo un attimo fiato, lascio prendere fiato anche a voi, perché volevo fare un piccolo intermezzo musicale, e la volta in cui la lingua lombarda è andata in tutta Italia è stata proprio 10 anni fa, quando un certo signore che risponde al nome di Davide Van der Sfroos cantava così al Festival di Sanremo.
Andava a Rimini a vedere i delfini. Non c'è niente da fare, sono passati 10 anni, ma ogni volta che ascolto questa canzone è freschissima e non ce la faccio proprio a non agitarmi. Vabbè, agitarmi nel senso buono, naturalmente. Torniamo in diretta e poi andava a Rimini, perché poi qui sulla Romagna ce n'è da dire, ma veramente tanto, ma continuano le iniziative, è nato il Monopoli in romagnolo, ma poi ne parliamo, perché adesso abbiamo una telefonata che passiamo subito, immediatamente. Pronto? Sì, buonasera signor Poli, sono Lisetta. Buonasera, ho già parlato con lei 2 o 3 anni fa. Sì, ma adesso spero che altro che le vada a genio quello che le sto per dire, perché un po' è dialetto, un po' è in lingua italiana. Sì. La prossima volta le prometto parlerò di Asolo, dove sono nata, tutto in dialetto. Promessa okay? accettata. Allora, sempre parte, ripeto, della lingua e dialetti, sì. Perché, signor Poli, i veneti sono in tutto il mondo, questo lo sa benissimo anche lei. Certo. Allora, vengo al dunque. Noi veneti siamo sparsi in tutto il mondo. Praticamente, signor Poli, non esiste nessun angolo del pianeta dove non ci sia una presenza veneta. Secondo alcuni studi si calcola che siano dai 15 ai 20 milioni i veneti o persone di origine veneta di seconda o terza generazione sparsi nel mondo. Le maggiori concentrazioni di veneti si verificano soprattutto in Argentina, Brasile, un po' nel Messico e in Australia. Stranamente ci sono pochi veneti in Nord America. Comunque io dico che ci siamo anche lì, qualcuno c'è anche lì. Già che sono in tema di veneti nel mondo, vorrei citare un episodio che il famoso giornalista Indro Montanelli ha citato in un suo libro. Montanelli, allora, si trovava per un servizio giornalistico in Messico e precisamente ha riferito lui su una strada che tagliava in 2 la foresta dello Yucatan nel Messico. Il giornalista ad un certo punto smarrì la strada, non riuscendo a trovare la città dove era diretto. Allora fermò la macchina, si guardò in giro alla ricerca di qualcuno e vide un signore che passava in bicicletta. Lo chiamò e gli chiese la strada per la località che stava cercando e quel signore gli rispose in perfetto dialetto veneto. Il giornalista trasecolò e disse testuali parole: ma qua siamo in Messico o nel Veneto? Come fa lei a sapere il Veneto? Quello tranquillamente rispose sempre in Veneto: ma signor, qua noi altri siamo una città intera tutta de Veneti. Montanelli, stupefatto, vuole andare a vedere questa città ed era una cittadina di circa 15.000 abitanti, tutti di origine veneta, nel bel mezzo della foresta messicana. Ricordo che lo Yucatan è un posto assolutamente inospitale, pieno di foreste e popolato anche da animali feroci. Eppure i nostri amici veneti sono riusciti a insediarsi e a creare addirittura una città. Onore ai miei compatrioti veneti. È questo volevo Grazie dirle. Lisetta. Beh, è un bel aneddoto anche questo. Poi tra l'altro ci sono stato lì in mezzo, è un po' inospitale perché c'è la giungla, però anche molto bello, per cui magari i veneti hanno trovato il modo di renderlo ancora più... Grazie ai veneti. La prossima volta le parlo di Asolo, dove sono nata, e quello veramente è tutto in dialetto. Stasera avevo poco tempo e naturalmente non si può fare tutto in poco tempo. Grazie, okay? Lisetta, grazie ancora. Alla prossima, naturalmente. Grazie a lei, buonasera signor Polli. Buonasera, alla prossima tra l'altro pochi martedì fa io conto le settimane in martedì e in venerdì. Il venerdì perché sono qui e il martedì di solito sono in onda su Facebook per le serate del Drago con l'associazione Gilberto Neto e proprio avendo avuto ospite Ettore Beggiato, storico della Serenissima, aveva ricordato come i veneti sono in tutto il mondo perché a partire dal 1867, data dell'annessione al Regno d'Italia del Veneto, è subito una grandissima miseria e c'è stata un'emigrazione pazzesca, no? Ecco, quindi proprio in tempi molto recenti abbiamo anche capito da che cosa si è originata. Beh, noi lo sapevamo già, io lo sapevo già, però abbiamo avuto modo di raccontare ancora una volta la storia molto triste di un popolo costretto a scappare dalla propria terra, insomma. Allora, io ho accennato prima la questione della Romagna, perché io sono trasecolo ogni volta che apro la rassegna online perché c'è sempre, ma più di uno, questa volta mi è capitato questo, c'è sempre qualche articolo di
qualche iniziativa di quelle proprio belle, solari, tranquille, che coinvolgono territori della regione Emilia e Romagna, no? C'è sempre che c'è un qualche cosa che sta veramente fervendo, c'è un fermento incredibile per quanto riguarda le lingue del territorio. E questa ve la devo dire perché è nato il Monopoli in dialetto. Vabbè, usiamola sta parolaccia. Ecco il vero gioco di società della Romagna. L'articolo è proprio di oggi, Gaia Matteini su CorriereRomagna.it. Si chiama La Mirumagna Sona Cabalem. Ed è un gioco da tavolo, anzi come si dice oggi board game, no, questo è proprio board game, no, lasciamolo stare, il board game è un gioco da tavolo. Si tratta di una sorta di Monopoli incentrato sulle bellezze, le tipicità e i luoghi più conosciuti della Romagna e finalizzato a far scoprire la romagnolità a suon di dadi e contrattazioni grazie a un viaggio da fare comodamente da casa. Al posto di Vicolo Corto, Viale della Vittoria, utilizzando la carta moneta chiamata Frank e raffigurante Tonino Guerra, Federico Fellini, Marco Pantani o Raul Casadei, si possono acquistare Sant'Arcangelo, il Ponte di Tiberio, l'Arco d'Augusto, Piazzale Fellini, il Castello di Longiano, Piazza della Libertà Bertinoro, ma che bello, Viale Ceccarini o il Colle delle Discoteche di Riccione. Ecco, la Pineta di Cervia e tanti altri luoghi romagnoli. Anche a Rimini con i delfini di Yanes de Gomera può anche essere. L'ideazione, questa è un'aggiunta mia, l'ideazione è di Veronica Tordi, poliedrica creativa nel campo dell'artigianato artistico, partita dalla Romagna e giunta fino negli USA con le sue eleganti collezioni di bigiotteria. Va bene, qui ci fermiamo, abbiamo una telefonata proprio in extremis. Pronto? Pronto, ciao Gioan, sono Francesco Pederoda. Ciao Francesco Pederoda, ma che bello, ci conosciamo finalmente, non so se ci eravamo mai sentiti, però se... Una volta. Una volta ho detto... Volevo mandarti una mail, ma dico no, stavolta chiamo in diretta. Hai fatto benissimo, benvenuto. Allora, guarda, ti rubo pochissimo tempo. Volevo solo segnalarti stavolta una buona notizia. Sì. Allora, c'è un burocrate, chiamiamo così, un funzionario della regione Toscana, che dà lezioni di diritto amministrativo su YouTube. Sì. Ecco, ha dedicato una lezione intera alla lingua sarda, sì, perché adesso in Sardegna per passare i concorsi pubblici bisogna superare anche un esame in lingua sarda. Questa mi mancava, ma la notizia è bellissima. Ecco. Se vuoi io ti do anche gli estremi perché puoi andartelo a vedere, c'è un bellissimo video che dura un'oretta scarsa, basta che tu segni Simone Chiarelli su YouTube. Sì. E fra i primi video vedrai anche quello la lingua sarda nei concorsi pubblici. Ma è bellissimo, ti ringrazio della segnalazione e casomai siamo amici Facebook tu e io, per cui sì. Ecco, mandami tranquillamente anche una scritto su Messenger tranquillamente, poi io ti rispondo. Comunque sì, come no. Ecco, perché questa cosa è molto bella e la riprenderò sicuramente. Francesco, grazie. Ti ringrazio, ti saluto. Ma grazie io a te, e ringrazio io te e ti saluto e grazie anche di essere intervenuto in voce perché la memoria mi ricorda sicuramente di te, mi ricorda appunto dell'amicizia Facebook ormai di lunga data. Non ricordavo di averti mai parlato di persona. Una volta ci eravamo già sentiti. Amiche e amici, chiamate, non adesso perché stiamo chiudendo, ma Lingue e Dialetti è una trasmissione che parla come voi e per questo oltre a chiamare vi dovete anche abbonare, andate sul sito radiorpl.it, clicca sostienici e poi abbonati perché un'altra radio così voi non la trovate, non c'è niente da fare. E poi una radio che ha anche la mia trasmissione, volete mettere? Vabbè, tiriamocela un po'. Federico, che dici? Posso permettermela? Che dici? Assolutamente sì. Va bene, poi con un regista come te ci mancherebbe altro. Allora, grazie naturalmente amiche e amici per averci ascoltato. L'appuntamento è nelle repliche o comunque il prossimo venerdì, sempre con Lingue e Dialetti. Arvezza e Allegra da John Polli. Avete ascoltato